Bella raga, c'ho tutti nel comendone veneziano, guarda, sono appena uscito dal lavoro da poco e adesso fio Venezia-Verona, anche se le condizioni meteo sono un po' proibitive, speriamo bene, soprattutto via K-Way di tutto, spero che non piova tanto, però già in realtà è prevista pioggia proprio proprio per l'orario del calcio d'inizio, io mi sono portato K-Way, anche come si dice, un asciugamano, speriamo bene, però purtroppo le condizioni sono quello che sono, però ragazzi oggi è fondamentale, oggi sì, non vinci questa, secondo me è finita il mio pensiero, però devi accorciare, devi andare vicino perché se comincia a stare ancora a meno 5 o meno 6 quello che è, la vedo sinceramente un po' impossibile perché dobbiamo fare 20 punti ragazzi per salvarci, 20 punti, cioè come li fai 20 punti in questo momento? Ma è la mia motonave? Che è già qua? Porca puttana! Si dice 32, eh sì, il 45 passa, vado a muovermi e niente, quindi spero di far portare, se piove tanto non posso usare gli occhiali, quindi è chiaro che devo sperare che insomma le condizioni non siano proprio straproibitive, madonna, c'è un ventasso anche, mi devo coprire bene raga perché sono anziano, vai insomma, adesso sto camminando insieme alla motonave, i tifosi sono là. Ovviamente che bello lavorare quando c'è l'apertura alle 18:30 è figo perché finisco di lavorare e tac, siamo pronti. Il problema è che il tempo fa schifo. Eccola qua, Derbone oggi. Verona che non è amico neanche del Milan, quindi per me è proprio un doppio derby. E vediamo un po' cosa combiniamo. E così ragazzi, registro tanto all'inizio che se poi piove almeno qualcosa. E basta insomma. Riprendiamo perché i 3 minuti, ho sempre 3 minuti di registrazione, lo ricordo, mamma mia che giornata, che sboccio, mi guardo a partire da dentro cacchio, mi prendo anche se ho l'abbonamento ai distinti, mi prendo un biglietto in tribuna, cazzo, che palle, non penso di perderla, però non lo so sinceramente, devo accelerare un po' il passo. Dai, vai via, cazzo. Scattino che se ragazzi posso fare ben poco perché con la schiena che ho una volta ero un grande, insomma comunque uno sportivo, come Mazzoni, uno sportivo in pista. Adesso non posso correre tanto perché lo sapete con la schiena, ciao, posso fare ellittica e poche altre cose. Purtroppo è così. Il cume ha appeso la scarpa al chiodo. Cosa fa? Mi aspetta, no ma non è questa. Mi aspetta, grazie amore. Mamma mia. Oggi bisogna vincere a tutti i costi. A tutti i costi per accorciare. E se accorciamo allora sì, siamo tutti là, a 1 punto, 2 punti. Però è troppo fondamentale raga. Troppo. Mamma mia, bene, mi aspetta. Quanto godo. Non c'è tanta gente per questo tempo. Qua comincia a piovere, che bello. Che balle. Vedi quello che vuole rompere il cazzo, quello che magari... Eccoci qua. Ok, Giorgio è già dentro. Vai che andiamo. Quello riesce. Se n'è gente, dai.
Eccoci qua, aspetta se parlo poco ragazzi, non sto capendo dov'è King. Dov'è il King? Eccoci. Facciamo se lo becco. Non vedo il King. Eccolo qua. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao caro. Bene, bene. Sei pronto? Ti svolgo. Con il numero 4, Izes. con il numero 5, Ricciano, con il numero 6, Gianluca, con il numero 1, deve estar armato per Polistario. con il numero 14, Nicolussi, Caviglia. con il numero 20, capitano, Joel, Palo. con il numero 24, Alessio, e con il numero 77, Michael, Nellerson. e il numero 97, Issa, Dumbia. allenatore, Eusebio, Francesco. a disposizione con il numero 1, Ioro. Dai ragazzi. Vai. Inizia il derby. Vuole un bel approccio, cazzo. Sì. No, sono in battuta. Cioè, invece Alex. 8. No. Poi ci basta una Bologna. No, non credo. Bologna? Arnaldo Bologna. Arnaldo Bologna. Adesso lo dico, sì. Dai, dai. Vai! Tira! Gol! 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 Dai cazzo, dai! Verbin! 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 Dai cazzo, dai! Verbin! 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 E piove. Dai ragazzi, dai. No, così, bravo, dai Busietto, bravo. Busietto, è Busietto lui. È Busietto. Peccato, va bene, dai. No. Nato del Poglia, no? Penso al primo tempo, raga.
1-0, ma bisogna tenerlo a tutti i costi su questa vittoria, senza se e senza ma. Se becchiamo il secondo tempo, Fede. Vado un po' di cazzo da me. Ti capisco quella cercata di via. No, quella che era di via. Centro area. Vabbè, ma comunque. Vai ragazzi, piove leggermente ormai, siamo presi male ma va bene, dai. Oggi abbiamo superato il Como, ragazzi. Adesso siamo pronti a tutto. Questa è più terrellina. Sì, vabbè, è vero. Infatti che geli col Como. Che idolo, grande cazzo. Grande idolo. Veramente, tutta la mia stima. Dai! Bravo! Tira! Però l'asse Zerbino di Stanio ci sta. L'asse c'è. Dai ragazzi, dai! Oro, siamo in pego, ma veramente! No, merda. Sono sporo. Fuori gioco qua. Anche per me è fuori gioco. Aspetta, che non ha detto problema. Fuori gioco. Segna il! Cos'è il bar qua? Cos'è il bar? Segna il non ha corso. Sì, vabbè, ma se fuori gioco c'è. A meno che non abbiamo passati altri in trio, ma se fuori gioco sto qua. A meno che non abbiamo presa noi di roba mangiare fuori gioco. Cos'è il bar? Faremo bene. Sì. Avanti. Bisogna pregare, ma Aspetta. non c'è il... Dai cazzo! L'uomo già la sola. Ma no! Cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto Zerbino? Ma doveva darla sì. Ragazzi, però proviamo Galmanco. Tutti fermi. Davanti di tutti i fermi, 8 La bianca. Fallo, dai! Dai, vaffanculo! Dai, veloci, dai! Ma non ti ammonisci! Tutti in mezzo! Tutti in mezzo! Proviamo a buttarla in aria. Niente da fare, sempre in trio. Dai Gitker, dai! Fallo! Oh! Ma fallo! Ande cagar! Non le credo, fallo meglio. No. Dai, un colpo. Dai adesso! Ti prego adesso! No, vabbè, ma non può passarla così! L'unica cosa che non doveva fare! Vabbè, Fioi! Dai, volevo dai che lo segniamo adesso! Dai, per piacere! Butti in mezzo! Questo è proprio deficiente. Niente da fare, vaffanculo. Altro pareggio in casa. Grande saluto dal comandone. Ciao Fioi.